Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Okay. Grazie a Radio Libertà e all'associazione. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali con l'ufficio a None in via Volvera 3. Chi volesse collegarsi con noi per avere appuntamenti in ufficio a None, chiamare il 328 07 15 232. Siamo presenti il martedì, il mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16. Se volete poi mandare delle email, ufrapportisociali@libero.it. Noi siamo al servizio dei cittadini per qualunque tipo di problema. E chi volesse adesso mettersi in contatto con la radio può chiamare lo 02 92 94 7222 oppure inviare messaggi al 340 6709 659. Noi oggi abbiamo una trasmissione un po' particolare perché iniziamo subito con ringraziare intanto della presenza del giornalista Federico Rabbia, che è giornalista del settimanale L'Eco del Ghisone, al quale chiedo spiegazioni di come sono andate le cose, visto quello che ha fatto sabato, che ci ha parlato, ci ha chiarito, poi sono venute le avventure sportive, sentiremo come è andata e come sono state. Dopo di lui abbiamo con noi le problematiche per quanto riguarda le auto elettriche, l'ingegner Diego Cudia, al quale poi chiederemo spiegazioni, e poi con noi sempre il pezzo grosso anche politico della città di Moncalieri, l'architetto Arturo Calligaro. Quindi io ringrazio e non so come fare per ringraziare di cuore il nostro amico Federico Rabbia, giornalista, al quale chiedo come sta, come vanno le cose e di parlare pure tranquillamente e spiegarci come sono capitate e come è finita la situazione. Grazie Federico, benvenuto e a te la parola, vai. Ciao Luigi, intanto grazie per di nuovo questo bello spazio che ci dai in radio e grazie a tutti gli amici ascoltatori che ci stanno seguendo. Allora, noi ci siamo conosciuti radiofonicamente parlando l'altra settimana. L'altra settimana abbiamo dato alcune notizie di sapore local global e anche nazionali, e la prima notizia che voglio poi ricondurmi a quello che abbiamo detto la scorsa settimana era stata quella della finale di football americano nazionale Under 18 tra i Jaguari Torino e i Duchi Ferrara, che si è svolta domenica scorsa e di cui avevamo appunto anticipato la scorsa settimana tutti i contenuti sportivi, che si è svolta la domenica scorsa allo stadio, al velodromo, al famoso velodromo Vigorelli di Milano. E allora, come è andata questa partita? Era giusto chiudere il cerchio con le cose dette l'altra settimana. Bene, i Jaguari Torino hanno trionfato per 43-8, laureandosi campioni d'Italia di categoria. Ma per parlare meglio dell'andamento del match, abbiamo di nuovo in collegamento, come la scorsa settimana, il dirigente sportivo dei Jaguari Torino, che è il vinovese Paolo Paschetto. Ricordo anche che la notizia è stata pubblicata appunto sul settimanale per cui lavoro, l'Eco del Chisone, per cui collaboro. L'Eco del Chisone, ricordiamo a chi non lo conoscesse, è il settimanale storico di Pinerolo, ed è ha un bacino ampio di diffusione legato non soltanto appunto alla città in cui è nato e in cui c'è la direzione, ma che sostanzialmente copre una fetta della provincia sud di Torino e una fetta anche della provincia contigua di Cuneo. E quindi adesso, detto questo, abbiamo con noi appunto il dirigente sportivo dei Jaguari. Ricordiamo il risultato della partita, ricordiamo di nuovo, i Jaguari Torino Under 18 hanno vinto la finale nazionale per 43-8 contro i Duchi Ferrara. Ma abbiamo appunto Paolo Paschetto, cui adesso cedo la linea, che ci racconterà un attimino com'è andata questa finale. Ciao. In questa opportunità nonostante il pronostico ci vedesse nella realtà sul campo c'è stata discreta. Fattomanino della che gioca con il nome di Duchi per tradizione ormai dal 1983, è stata in campo soltanto la prima metà, ha tenuto botta per i primi due quarti
infatti il primo tempo è finito 14-8. Ricordiamo, scusa, magari per chi non segue sempre il football, i primi due quarti sono i primi 2 quarti di gioco, sono 2 frazioni distinte che però corrispondono al primo tempo. Sì, non si cambia solo tempo. Esatto. 2 quarti, ma c'è solo tempo. Poi alla fine del secondo quarto c'è l'intervallo e le squadre e poi si ritorna per terzo quarto. Nel primo e nel secondo quarto appunto c'è stata sostanziale parità, anzi a un certo punto sono passati in vantaggio le Aquile 8-7 grazie a una trasformazione da 2. I Jaguari hanno poi recuperato il 14-8, ma il primo tempo è finito con questo punteggio. Nella ripresa invece probabilmente per stanchezza, anche perché i ferraresi erano a ranghi ridotti, erano pochi, i Jaguari erano di più, comunque c'è stato un dilagare sul campo, alla fine il risultato finale è stato di 43-8 con un parziale di 29-0, a cui le Aquile non sono riusciti, le Aquile sono stati tutti, comunque la squadra è quella di Ferrara, le Aquile non sono riusciti a dare risposta a 29 punti e quindi la partita è finita così, con un trionfo dei nostri ragazzi. Tra l'altro le statistiche, forse chi non conosce il football americano non sa, ma sono molto importanti in questo sport, e ve ne dico solo una per tutte, che c'è stata una differenza tra le yard force di 397 a 0 per Jaguari, quindi vuol dire che i Ducci non hanno mai corso qua, non sono mai riusciti a guadagnare una yard force. Caspita. Questo è un merito della difesa di Jaguari. Senti, volevo sottolineiamo anche questo aspetto, già le cose che hai detto sono rilevanti chiaramente, però concentriamoci un attimo, poi c'è stata la festa, sul giornale è uscita la foto di gruppo, no? Nel momento della consegna del trofeo, e volevo chiedere, ovviamente sono stati tutti bravissimi e questo è giusto sottolinearlo, perché poi ovviamente la finale del momento clou, ma fa parte di un percorso stagionale che praticamente, se non sbaglio, vi ha visti sconfitti una volta sola, credo. 2 volte. Sì. Non si sente, eh? Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo relativamente alla partita, se potessi farci tutti bravissimi, ma qualche nome di chi si è distinto particolarmente, chi potremmo citare eventualmente. Oh mamma mia, c'è un problema, Paolo. Sì, c'è un problema di udito, non io si sono in viva sente. voce, sono il telefono attaccato. Non so, cosa dobbiamo fare? Non lo so. Scusa Luigi, si sente? No, non si sente quando parla il nostro conduttore, perché sai come siamo, no? Magari è in una posizione un po' balorda, non si sente bene. No, io ho il cellulare. Abbiamo sentito che c'è stato un incontro, che è stato vinto, come è stato comportato, quindi persona finalmente seria, ma noi continueremo sempre a sentirci, ormai facciamo parte del gruppo, fate parte con noi e quindi la radio è a vostra disposizione. Speriamo di poter sentire ancora meglio, ringrazio ancora per la collaborazione e la partecipazione, ringrazio a te Federico perché tu direttamente ci si sente bene, si sente tutto, però i responsabili che volevano spiegare meglio, vabbè, la gente sa Luigi, che provo pazienza, a distanziare il telefono, io l'ho messo vicino pensando che col viva voce si sentisse come l'altra volta, ma io provo a distanziare il telefono, tu dimmi se si sente qualcosa adesso, prova un po' Paolo a dire, dicevamo chi è che si è distinto particolarmente. No, non si sente bene. Ringrazio ancora il nostro amico Paolo. No, è tranquillo, Federico, ringrazialo, poi ci sentiamo così di avanti. Eppure Luigi abbiamo fatto come l'altra volta, mi spiace tantissimo. No, ma sta tranquillo, abbiamo capito l'incontro, come è stato vinto, la partecipazione e parleremo ancora. Si inizia sempre, caro Federico, si inizia con l'A e si finisce alla Z, va tranquillo, non c'è problema. Anzi, ringrazialo perché persone così non è facile trovarle.
Federico. ringraziano tantissimo, ma c'è un problema sull'audio, non so da cosa dipenda, Paolo, non lo so. Eppure come l'altra volta, o l'ho messo troppo vicino il telefono, o ho messo il telefono troppo vicino, ma non lo so. Vabbè, comunque magari facciamo delle prove la io vi prossima volta ringrazio di prima. cuore anche a nome di Radio Vabbè. Libertà, e Vabbè. sappiate che avete un punto a vostro riferimento, alla vostra collaborazione anche alla Radio Libertà. Tranquillo, vai. Va bene. Allora niente, grazie Luigi e buona giornata. Ci sentiamo, grazie a voi e grazie a Radio Libertà che ci fa ascoltare come meglio può ai nostri ascoltatori. Adesso nella seconda parte, detto così, come divisione di discorso, nella prima appunto abbiamo parlato di attività sportive perché sono avvenimenti veramente importanti. Nella seconda parte invece entriamo a parlare per quello che riguarda le auto elettriche, visto che noi trattiamo come base, come nostro filo discorso, come filo diretto, noi abbiamo, come tutti sapete, il codice della strada. Allora, se tra poco avremo il collegamento con l'ingegnere Diego Cudia, io gli voglio dire com'è la situazione per quanto riguarda le auto elettriche, eccetera, visto che lui è un esperto, conosce bene le problematiche, gli leggo poi 2 righe e chiedo spiegazioni. Se l'ingegnere è in linea, ciao Diego, sei in linea? Allora, diremo che abbiamo anche le nuove novità, così anche a Caligaro che ci ascolta può capire, che riguarda che per il monopattino elettrico c'è la legge che dice quanto costa l'assicurazione e poi c'è anche qualcun altro che dice che forse i monopattini non dovrebbero essere assicurati. Sono 2 domande alle quali io chiedo spiegazioni a loro perché sono i tecnici, sono gli esperti e sono le persone che sanno meglio di noi come stanno le cose e non è facile adesso nel 2025 da gennaio già questi primi 15 giorni quello che sta succedendo come multe, come blocchi, come arresti, come si vede che quando si iniziano le cose nuove di certi livelli si parte un po' alla grande e poi non si sa mai come va a finire. Quindi abbiamo anche della gente già che reclama e viene da noi in ufficio lì a Nole a chiedere se può essere aiutata a livello anche, detto tra noi, a livello di difesa di un avvocato, un penalista, non un civilista. Sì, va bene, ok, va benissimo, però è strano che l'ingegnere Diego Cudia non risponda. Si vede che hanno tutti delle situazioni, sono in zone dove il segnale non arriva comodo, però noi, come ho sempre detto, abbiamo appunto questa situazione dove dice che è necessario stipulare una polizza di responsabilità civile, così Arturo poi vi spiegherà bene di cosa si tratta. Allora, il monopattino elettrico diventa più sicuro, ma a che prezzo? Con la nuova riforma del codice della strada, l'uso di questo mezzo di trasporto entra in una nuova era. Tra le principali novità, l'introduzione dell'obbligo di targa, casco e assicurazione per tutti i conducenti, perché la targa, che sarà un adesivo non rimovibile, garantirà l'identificazione del mezzo in caso di incidenti, oppure il nuovo codice della strada, oltre a rendere obbligatorio il casco, la targa e l'assicurazione per monopattini restringe anche la loro circolazione alle sole aree urbane con limiti di velocità pari o inferiori ai 50 km orari. In particolare le piste ciclabili e le aree pedonali saranno vietate al fine di tutelare la sicurezza dei ciclisti e pedoni, perché a Torino stanno capitando cose incredibili in questi giorni, stanno mettendo sulle apparecchiature elettroniche che fotografano, prendono nota e mandano poi a casa direttamente le multe da pagare con anche le foto registrate. Quindi attenzione, perché ce n'è già una ventina che sono già posizionate a Torino, in ogni città. Io mi raccomando agli ascoltatori, anche a quelli che vengono in città, di stare molto attenti perché si troveranno delle sorprese che non finiscono più. Poi abbiamo
c'è Canigaro? Sì, ci sono. Ciao Luigi. Ciao Arturo, scusa perché abbiamo, causa dei disagi col telefonino, abbiamo anche Cudia che non riusciamo a mettere in contatto perché sai che ci ha chiesto di potersi esprimere perché Sì, voleva darci le novità sul settore elettrico e noi e invece non riusciamo a collegarlo. No, dimmi Arturo. No, non si riesce a collegare Cudia. Non riescono a collegare con Diego, ok. appunto. Comunque abbiamo appena sentito prima il nostro amico, hai sentito, no, Federico, che martedì verrà, che ti vuole anche parlare direttamente perché c'è delle novità. Adesso direi se mi vuoi spiegare tu allora che avevamo già letto la settimana scorsa per quanto riguarda i monopattini, come ho visto ancora già in città adesso, sai che hanno messo i cosi, quelli che fotografano, come si chiamano, quelle riprese elettroniche, le telecamere. Le telecamere intendi? Bravo, le hanno piazzate già una ventina nelle zone di Torino. Tu sai più o meno dove, come, quando? No, perché adattano le telecamere già esistenti che servono per la sicurezza, quindi le adattano anche per questa fattispecie di rilievo. Il problema è che a Torino la gran parte dei monopattini non ha ancora la targa, quindi praticamente è come c'è l'inutilità di questo servizio, perché se tu non riesci a risalire al proprietario del monopattino e quindi a contestargli l'infrazione, sai benissimo che la cosa diventa come le grida manzoniane, cioè c'è una norma ma non ci sono gli strumenti ancora per farla osservare. Per cui il Comune di Torino ovviamente quando si tratta di far cassa è il primo ad attrezzarsi a cercare di elevare contravvenzioni di tutti i tipi. Nel frattempo dovrà accontentarsi delle contravvenzioni nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, quelle che tu hai già elencato e indicato la volta scorsa. Per cui il Comune di Torino si sta attrezzando proprio per adeguarsi alla nuova normativa. Chi non è ancora adeguato sono i monopattini, perché ci sono quei monopattini delle società che li noleggiano, quelli che li chiamano i sharing, che si stanno attendendo l'applicazione e le circolari esplicative per l'immatricolazione dei monopattini, perché la targa non si saprà se sarà come quella dei ciclomotori fino a 50 di cilindrata o se sarà una targa proprio esclusiva e destinata per i monopattini. Quindi la norma adesso è stata approvata, ci vorranno gli uffici del Ministero che daranno le circolari e le indicazioni, quindi è ancora tutto in itinere il fatto di avere di poter disporre di questa norma. Sì, però qui Arturo, a proposito di monopattini, qui dice che il Comune di Torino, per quanto riguarda, tra virgolette, poi spiegherai cosa sono, monopattini truccati, dice che arrivano i misuratori di velocità, perché dice che così sarà possibile sequestrarli, però sequestrarli, vabbè, ma potrebbero andare da chi li gestisce, chi li distribuisce e fermare il blocco, no? Perché qui dice che acquisterà un misuratore di velocità appunto per scoprire i monopattini e le bici elettriche truccati che circolano per le vie della città, perché a dirlo è stato l'assessore di sicurezza rispondendo a un'interpellanza del consigliere del Comune di Torino, no? Però a un certo punto credo sia sotto gli occhi di tutti il fenomeno dei monopattini e delle biciclette elettriche palesemente fuori legge. Cosa si intende per fuorilegge, Arturo? Che sono più grandi, più piccole, elettriche, non elettriche, che sono in 3, in 4? Cioè, com'è questa battuta? Cosa vuol dire questa frase qui, secondo te? Che non rispondono ai requisiti previsti dal codice stradale.
È un po' la storia che era in auge negli anni 70-80, quando c'erano i motorini 50 di cilindrata che potevano fare i 40 all'ora, poi con opportune modifiche questi motorini potevano fare fino al doppio della velocità, ce li ricordiamo tutti. Analogo sistema adesso viene intrapreso proprio per sia i monopattini che le biciclette elettriche. Se uno ha la pazienza di mettersi lì lungo una pista ciclabile, ad esempio come quelle del Valentino, vicino al centro, perché in periferia poi non vengono usate, ma vicino al centro si vedono appunto monopattini e biciclette elettriche che vanno oltre la velocità prevista dal nuovo codice stradale. E lo vediamo bene come, ad esempio, in alcuni casi abbiamo trovato dei monopattini in autostrada, no? Ci sono state le riprese di qualcuno che è andato in autostrada col monopattino. Quindi sì, acquistare apparecchi per il controllo della velocità è una buona cosa, perché così si stabilisce un po' la legalità. L'applicazione della norma, perché chi lo fa funzionare questo strumento per misurare la velocità? Quando noi per le strade non vediamo un agente della polizia municipale, della polizia stradale, vediamo più sovente i carabinieri che però hanno un altro scopo che non quello di controllare la circolazione stradale. Il problema è la volontà poi di far osservare le norme. Sappiamo benissimo che c'è un'ideologia dietro a queste cose, quindi c'è l'ideologia di chi ha consentito il diffondersi dei monopattini elettrici, delle biciclette elettriche, con questa idea green, e quindi sono quelli che adesso sono un po' più recalcitranti a far osservare queste norme, quindi la norma magari verrà stabilita, verranno comprati gli strumenti, poi da qui all'applicazione si vedrà. Sembra più un'operazione propagandistica, un'operazione di facciata, come ce ne sono tante nella nostra città. Bisogna vedere poi un'altra cosa: abbiamo investito decine di migliaia, se non milioni di euro in piste ciclabili, dove gli utilizzatori sono poi quelli che lo fanno per sport, con biciclette da 5, 6, 7 mila euro, e non per chi li usa come mobilità alternativa all'autovettura. Quindi noi abbiamo investito milioni di euro per creare una palestra per chi può permettersi una bicicletta da 5-6 mila euro o un monopattino da 1 migliaio di euro. E qua occorrerebbe fare un ragionamento: tutti questi soldi investiti, che ricaduta hanno dato ad esempio sull'inquinamento cittadino, sulla riduzione del traffico? Perché fare un'opera pubblica, prima di realizzare un'autostrada, si controllano i flussi di traffico che potrebbero essere dirottati su una nuova infrastruttura, quindi si valuta in base al numero degli utenti se l'operazione è conveniente. Quindi, come si è fatto un po' per l'alta velocità, si sono scelte delle linee che sono molto frequentate, e in effetti poi la ricaduta c'è stata. Sulle piste ciclabili non si è fatto nessuno studio di quello che potrebbe portare come riduzione del traffico delle autovetture, e soprattutto non ci sono i dati sulle ricadute. Noi abbiamo Torino, che rimane la città più inquinata del nord Italia, e nonostante si siano investite appunto risorse per realizzare queste infrastrutture, quindi la dimostrazione che queste infrastrutture sono perfettamente inutili in una città come Torino, se non per quello che riguarda esclusivamente il centro storico, perché se uno si allontana dal centro e va verso la periferia, bene, queste piste ciclabili sono frequentate, come dicevo prima, poco, e chi le frequenta le usa come palestra per fare attività sportiva,
con biciclette appunto che costano migliaia di euro. E allora anche in questo contesto sì, metteranno i rilevatori, compreranno i rilevatori di velocità, poi rimarranno nei cassetti come tutte le altre strumentazioni, perché avevano comprato, non so se te lo ricordi tu Luigi, sempre come operazione di facciata, i cromatografi, quelli che mettevano i tubi di scarico delle autovetture per vedere se l'autovettura inquinava o meno. Io nella mia cerchia di conoscenze non ho mai sentito nessuno che è stato... Un attimo di pausa, Arturo, sì. Poi nella seconda parte trattiamo altri due argomenti molto importanti sui medicinali e sui nuove strutture per quanto riguarda gli autovelox. Diamo la linea allo studio per un momento, poi ne parliamo, vai tranquillo, grazie. A voi studio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. A voi la linea. Grazie. Allora Arturo, adesso ti faccio due domande perché poi tu dovrai darmi delle risposte in questo senso politico, perché come personaggio politico lì nella città di Boccalieri, del comune della regione Piemonte, sei la persona idonea e adatta. Allora, dammi a sentire. Da oggi, tutte le telecamere di sorveglianza diventano autovelox. Spiega poi cos'è una telecamera di sorveglianza e come può diventare autovelox, perché ci sono contestazioni più difficili. Quindi dice stop ai ricorsi per omessa taratura. Il caso della doppia multa è la possibilità di usare le telecamere di sorveglianza come autovelox. Ecco alcuni aggiornamenti chiave al testo del codice della strada, perché noi come base trattiamo il codice della strada, quello nuovo. E tu Arturo devi darmi le risposte, a parte quelle tecniche come autista, automobilista, ma come politico, perché sei il personaggio più importante e politico per quanto riguarda la nostra associazione. Quindi, come era prevedibile, le novità del codice della strada non sono passate di certo inosservate. Tra obblighi di assicurazione per i monopattini, tolleranza zero nei confronti di chi guida sotto l'effetto di alcol, inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità, revoca o sospensione della patente per chi abbandona animali in strada o sanzioni pecuniarie fino a 1.400 euro per chi guida usando smartphone, tablet o altri dispositivi. Il quadro normativo si arricchisce di aggiornamenti di sicuro interesse. Poi dice, per quanto riguarda i tributi autovelox, una novità molto importante riguarda la possibilità di utilizzare le telecamere di sorveglianza come rilevatori della velocità del mezzo a motore. In sostanza, sempre con il nuovo codice della strada, anche i dispositivi non costruiti specificamente per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ma per ragioni di sicurezza pubblica, potranno essere utilizzati per individuare gli automobilisti che premono un po' troppo sul pedale dell'acceleratore. 2 righe ancora.
oltre a possibili interrogativi in merito alla tutela della privacy dei cittadini, la novità relativa alle telecamere di sorveglianza va considerata anche alla luce del fatto che, a differenza degli autovelox, qui devi spiegare bene questa cosa politicamente, si tratta di strumenti elettronici per l'acquisizione di immagini che non necessitano di approvazione ministeriale. Dai una spiegazione tecnica e poi soprattutto politica, Arturo, perché questo è un articolo importantissimo sui caratteri cubitali. A te la parola, poi la seconda parte ancora più grave, ne parliamo dopo, vai. Sì, anche qua è un'interpretazione che viene data, perché il codice della strada varato recentemente stabilisce dei limiti anche all'utilizzo degli autovelox, no? Quindi c'è un giro di vite anche sull'uso indiscriminato degli autovelox, no? Poi abbiamo le sentenze della magistratura che ha fatto decadere migliaia di contravvenzioni per apparecchiature che erano solo autorizzate ma non erano omologate. Allora, in base a questo principio, quindi la magistratura, una sentenza della magistratura fa giurisprudenza, io vorrei vedere come interpretano il fatto che telecamere adibite a uno scopo di sicurezza, quindi che osservano le norme della privacy, possano essere adeguate per rilevare anche infrazioni. La trovo una forzatura, anche perché appunto come tutti gli autovelox necessitano dei cartelli di preavviso, una segnalazione particolare, come tu ricordi tutte le volte. Quindi mi sembra una forzatura che sia stata fatta in modo da muovere le acque, perché i comuni assetati di risorse per poter finanziare tutte le loro iniziative, e a volte non lodevoli e non condivisibili, hanno necessità di incrementare le entrate. E allora per loro sarebbe comodo, perché basterebbe girare tutte le telecamere che vengono messe con una motivazione finalizzata alla sicurezza, che poi anche qua ci sarebbe da aprire un grosso ragionamento su queste telecamere di sicurezza, perché io una telecamera di sicurezza, arriva uno col cappuccio e sfascia una vetrina e voglio sapere come fare a individuare poi chi è il responsabile. Non vorrei che anche questa norma finisca per penalizzare esclusivamente i cittadini onesti, quelli che sono sempre riconoscibili, che hanno una targa individuabile, mentre sappiamo benissimo che alcune categorie di persone girano con autovetture o rubate o con targhe intestate a un pensionato nullatenente che è intestatario di 70-80 autovetture e che quindi se ne fregano della velocità, se ne fregano di tutti i limiti e di tutte le norme. Purtroppo c'è questo modo di pensare che alcune categorie di cittadini possano agire indisturbati e fare quello che vogliono, tanto ci sono poi cittadini onesti che rispettano le norme e che pagano per tutti. Lo vediamo nei nostri comuni, l'atteggiamento delle amministrazioni, soprattutto di sinistra, nei confronti di alcune categorie di persone che delinquano, spacciano, tengono i minori in situazioni che se fossero tenuti nelle analoghe situazioni da cittadini italiani, questi bambini verrebbero portati via, affidati agli assistenti sociali. Le stesse borseggiatrici che girano non solo a Milano e a Roma, ma ne abbiamo a bizzeffe anche a Torino, che con la scusa di essere incinta godono dell'impunità. Basterebbe appunto che si applicassero le stesse norme che si applicano per i cittadini italiani a queste categorie di persone. Una cittadina italiana che
non manda a scuola i figli o che non vanno bene a scuola, quante famiglie si sono viste sottrarre i figli? Basterebbe sottrarre i bambini anche a queste persone, quindi tutti i minori nati gli verrebbe tolta la paternità e la maternità a queste persone e sarebbe un deterrente. Come sarebbe un deterrente andare a schierare le pattuglie della polizia municipale all'uscita di questi luoghi, di questi campi, e controllare il libretto di circolazione, lo spessore delle gomme, la revisione, la patente, l'assicurazione, tutto quello che viene controllato un cittadino italiano. Però questo non viene fatto, no? Viene fatto solo per i cittadini italiani. Quindi le telecamere di sicurezza hanno un'utilità relativa. Perché si può in qualche modo agire ex post, non ha una finalità di prevenzione del crimine o dei reati. Analogamente per le contravvenzioni al codice della strada vengono rilevate dopo, non hanno la funzione educatoria che deve avere una norma, no? Il codice della strada è nato proprio in forma con uno scopo di educazione dei cittadini a circolare sulle strade. Qua adesso si deborda e ci si allarga cercando di utilizzare questo grande fratello previsto da Orwell in tutte le sue declinazioni, che colpiscono però esclusivamente i cittadini italiani, i cittadini che pagano le tasse, che magari hanno un reddito, hanno uno stipendio, hanno un'abitazione, possiedono un'autovettura. Quindi tutte queste norme vanno a penalizzare i cittadini onesti. Molte categorie di cittadini delinquono, continueranno a delinquere, e altre continueranno a non osservare impunemente quelle che sono le norme. Quindi in base a questo io penso che sia molto difficile che qualcuno possa approvare un'omologazione di tutte le telecamere di sicurezza, perché allora bisognerebbe archiviare la legge sulla privacy, perché io, se voglio in qualche modo entrare in una zona e non far sapere alla gente che magari vado in uno studio medico a fare degli esami particolari di cui non voglio far conoscere a nessuno questo mio appuntamento, e che è all'interno di una zona con delle telecamere, oppure vado a fare attività sportiva, in un'attività ludica, qualsiasi motivazione che spinge alla privacy prevista dalla legge verrebbe in qualche modo condizionata da questa roba qua. Se io so che c'è una telecamera che riprende la velocità, deve essere segnalata, quindi deve avere le segnalazioni previste dal codice, e quindi anche una telecamera di sicurezza non avrebbe più quei requisiti di poter fare sicurezza, perché se io so che lì c'è una telecamera con la misurazione della velocità, rilevo anche la posizione della telecamera. Adesso noi riusciamo a risalire, a volte, non sempre, agli autori dei furti, o come nelle indagini del caso di Milano di quel ragazzo Rami che è stato investito, si riesce a risalire tramite a tutte le telecamere di sicurezza. Un domani che queste telecamere siano segnalate e prese per l'eccesso di velocità, cesserebbero lo scopo della sicurezza, perché la gente in qualche modo sa dove è localizzata la telecamera, mentre ad esempio nel caso di Rami abbiamo avuto tutta la serie di immagini proprio perché non si sapeva dove erano piazzate queste telecamere. Quindi è un po' un controsenso voler far fare il doppio lavoro a un apparecchio che nasce per una finalità e utilizzarlo anche per un'altra finalità, soprattutto e solo per fare cassa. Quindi Luigi, per me la cosa andrà ancora per le lunghe prima che si realizzi una sovrapposizione di
destinazioni di utilizzo per le telecamere. Poi c'è il secondo punto, Arturo, che è molto importante, che tu puoi spiegare perché anche tu lo subisci fisicamente. Qui dice Arturo, ecco i farmaci che possano determinare la sospensione della patente. L'articolo è nuovo, dice ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici, antiestaminici, possono generare falsi positivi nei test salivari previsti dalla normativa farmaceutica e si è rivolta all'agenzia, cioè sanno che c'è il rischio che non possono essere considerate e le fanno lo stesso, ovvero sia con la riforma del codice della strada, quella che noi teniamo come base, le persone che assumono determinati farmaci guidano su terreno minato. Questo perché le nuove regole equiparano l'uso di alcuni medicinali alla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, con sanzioni che arrivano alla sospensione della patente. Ma se le sanzioni sono chiare, ad oggi non è chiaro quali siano esattamente i farmaci che possono essere male interpretati dai test. Gli automobilisti sono preoccupati e i farmacisti non sono in grado di fornire risposte esaustive. Guarda che sto leggendo, non mi sto inventando le parole di dire che i farmacisti non sono in grado, dico quello che c'è scritto, poi tu spiegherai se è giusto o non è giusto o le ragioni che possono portare a non capire o non distribuire. A dirlo è il Sindacato Nazionale Farmacie Unite, con sede a Treviso e a Roma, che dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada raccoglie sempre più frequentemente l'inquietudine degli automobilisti. Possiamo dire che senza essere a Roma o da altre parti basta venire a noi e dove abbiamo noi gli uffici che succede le stesse cose. Allora i farmacisti e sia per gli automobilisti una guida chiara, accessibile a tutti, per sapere esattamente quali medicinali possono interferire con i test ed evitare di penalizzare giustamente tante persone. Quindi, per chiarimenti sui farmaci assunti e sui possibili effetti alla guida, Farmacie Unite invita in ogni caso gli automobilisti a consultare il proprio medico farmacista, come mi dici sempre tu Arturo, perché il sindacato di categoria manterrà alta l'attenzione su questa riforma e si rende disponibile a collaborare con le autorità competenti per una definizione della normativa più chiara e puntuale in tal contesto. Però la legge c'è già, funziona già, che se ti fermano e trovano che non sei a posto, loro la multa te la danno, o sto sbagliando? Questo è di ieri, questo articolo, Arturo. Come lo vedi, come lo senti e come lo giustifichiamo, Arturo? Allora, mentre prima il principio che vigeva era lo stato di alterazione, cioè l'agente che ferma un cittadino alla guida lo verificava a suo giudizio con dei criteri se chi era alla guida era sotto l'effetto di farmaci o sotto l'effetto di alcol o di droghe. Adesso è stata tolta questa discrezione agli agenti e viene fatta strumentalmente, quindi con delle apparecchiature che rilevano alcune sostanze. Il confine, l'associazione dei farmacisti l'ha ribadito, il confine tra le sostanze usate per alcune patologie tipo l'ansia, la depressione, è molto labile nei confronti di altri farmaci e di droghe, per cui stabilire con uno strumento questo confine non è ancora attuale, cioè la strumentazione in dotazione degli agenti non fa questi distinguo. C'è da auspicarsi che questa strumentazione venga perfezionata
per distinguere già al momento del fermo dell'autovettura il tipo di sostanza ingerita o assunta dal guidatore. Adesso la gente, in presenza appunto di dati che dimostrano la presenza di sostanze alteranti, cosa fa? Incomincia a elevare la sanzione, però ti dà un lasso di tempo per le verifiche specifiche in ospedale, quindi il prelievo del sangue che stabilisce quali sono le sostanze che tu hai assunto. E quindi c'è una sorta di vacazio tra l'applicazione della contravvenzione e l'effettiva applicazione della norma. Questo qua dovrà essere ben specificato nelle circolari esplicative che vengono diramate alle prefetture e alle motorizzazioni, perché molta gente assume farmaci salvavita che possono alterare questi dati. Allora, quindi per adesso basta avere una dichiarazione di un medico che uno utilizza quel tipo di farmaco proprio per la patologia e magari viene spiegata la patologia e quindi in qualche modo lo può dimostrare al momento del fermo da parte degli agenti della terapia che lui sta seguendo. In altri modi c'è appunto la possibilità di fare le analisi del sangue e vedere che tipo di sostanza. E ovviamente chi è maggiormente colpito sono le persone da sole, magari che abitano in località che non sono servite dai mezzi pubblici, che pigliano alcuni farmaci e devono recarsi per le cure e per le terapie in un centro vicino e quindi devono usare l'autovettura. Allora, se io non ho nessuno che mi possa accompagnare perché magari sono o vedovo o sono vedova e i figli lavorano, devo per forza prendere l'autovettura per andare a fare le analisi del sangue all'ospedale che dista magari 10-15 chilometri dal paese dove abito io. Quindi io non posso interrompere la terapia 2 giorni prima per poter andare a fare le analisi osservando le norme del codice della strada, ovviamente, e neanche posso chiamare un'ambulanza che venga a prendermi per portarmi al nosocomio, per cui saranno tutte fattispecie che dovranno essere formulate da circolari esplicative che il Ministero deve per forza emettere, perché altrimenti non ci sarà. Perché qui scusa, ma dice che generano falsi positivi nei test salivari previsti dalla nuova normativa, cioè test salivari, cioè qui dice esattamente ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici, antistaminici, dice che possono generare falsi positivi nei test salivari previsti dalla normativa. Cioè qui fanno i test salivari sapendo che tutti quanti o ansiolitici o antidepressivi o antiepiletici o antistaminici, cioè la gente più o meno qualcosa usa. Allora perché stabiliscono di fare il test salivari sapendo che poi ti trovano, diciamo, colpevole, diciamo, ti trovano non in grado di poter essere a posto? Che ne dici di questo? Questo è quello che c'è scritto in nero, è sottolineato, Arturo, dove dice che sì, le farmacie riunite si sono rivolte all'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA. Quindi vuol dire che se le farmacie si rivolgono ai pezzi grossi, dei più alti, è perché qualcosa non quadra. Allora come si fa? Non si può agevolare, non si può evitare, perché ormai credo che 1 su 2 di italiani una di queste cose le usa, ha dei problemi antidepressivi o antiepiletici, cioè, sto sbagliando
ragiono male o dico le cose come stanno? Perché è la gente che mi dice queste cose. Tu come la vedi, come la senti? Che risposte dai? Qui vanno bene ad andare a AIFA a chiedere che comportamento fare. Cosa fa poi? L'agenzia AIFA si rivolge al governo e gli dice attenzione, non fate il test salivario perché non tutti possono essere in grado. Cioè, che risposte diamo? Qui la gente ci sta aspettando queste risposte, Arturo. Sì, perché la norma è stata fatta con una finalità lodevole. Purtroppo non abbiamo dei macchinari o dei test adeguati che possono rilevare subito che tipo di farmaco tu hai usato, no? Quindi si dà la responsabilità agli agenti di applicare una legge, una norma che ha la necessità di approfondimenti, perché è ovvio che la maggior parte dei cittadini, essendo una popolazione prevalente anziana, qualche farmaco lo usa, oppure anche solo quando hai il raffreddore o la tosse, molti farmaci contengono delle sostanze, c'è scritto sulla scatola, che può in qualche modo incidere sull'attenzione durante la guida di autoveicoli. C'è scritto sulle scatole dei farmaci. Allora, se tutti quelli che prendono un farmaco di quel genere non dovrebbero usare l'autovettura. Oppure dotare la polizia stradale di strumenti che rilevino sul momento qual è la sostanza. Il problema è che si è voluto fare questa norma un po' in maniera ideologica, no? Per dare una risposta a tutti gli incidenti che vengono fatti da chi guida sotto l'uso in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, senza tener conto della massa di cittadini onesti che usano questi farmaci perché ne hanno bisogno. Quindi si è buttato via insieme all'acqua sporca anche il bambino in questo caso, ma come dicevo prima, le circolari, visto che anche AIFA, l'associazione farmacistica, l'associazione medica ha già sollevato questi quesiti, io penso che al Ministero ci sarà l'interpretazione dell'applicazione della norma con alcune limitazioni. O si dotano apparecchiature sofisticate gli agenti che sono deputati al controllo stradale, o altrimenti questa norma perderà l'effetto, perché come succede per gli autovelo, il primo individuo che ricorre alla Corte Costituzionale o alla Corte di Cassazione avrà ragione, perché è anti-incostituzionale impedirmi di utilizzare l'autovettura perché prendo una pastiglia per il raffreddore, o mi sanzioni perché io non ho commesso nessun reato, non ho assunto sostanze stupefacenti o bevuto alcol. Quindi è una norma che verrà vanificata dalle sentenze se non verranno proposte delle circolari esplicative a questo sistema. Per cui per adesso io dico a tutti: state tranquilli, perché queste perplessità li hanno gli agenti della polizia municipale e della polizia stradale, che a volte superano come intelligenza i burocrati che in qualche modo stilano queste norme. Sì, siamo in chiusura, Arturo, un bacione. Buona giornata a tutti, buona domenica agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e un abbraccio a te, Luigi. Buona giornata. Un forte abbraccio a Lorenzo, perché è proprio quello che ci dà una mano proprio bene. Allora, anch'io ringrazio Radio Libertà, ci sentiamo sabato prossimo alle ore 11 con le novità che ci saranno in questa settimana. Noi comunque abbiamo 328 07 15 232, chi volesse chiamarci per avere informazioni, ripeto, 328 07 15 232. Ringraziamo Radio Libertà e ci sentiamo sabato prossimo alle ore 11. A voi tutti un forte abbraccio e mi raccomando, seguire attentamente il codice della strada. Informazioni ci chiamate. Grazie, un bacione a tutti.